Ah, questa sarà proprio una grande puntata, ehi? Nella prossima puntata le nostre coppie concluderanno il viaggio all'interno dei loro sentimenti. Voglio un bene dell'anima. Vi giuro che sono contentissima di come è andata. Lo so. Che mi deve dire dopo quello che ha fatto? Mi basta, mi avanza quello che ho visto per dirti che non sei per me. Non vedo l'ora di parlargli e finire tutto. Mi porti qui, in mezzo a 1000 ragazze, sono un ragazzo spigliato, ma cosa pensavi che stavo zitto così tutto il tempo, 21 giorni? Ma non lo voglio un coglione vicino a me, uno che fa lo sbruffone, non fa per me. Troppo tardi. Pensavo avessi visto tutto questo. Come stai? Bene, Ok. ora meglio. Ma non vuoi scemo che a fine è morito chi le cose in coppa a questa? Sto una bomba, oh. Mi manca più il gatto che la mia ragazza. Allora, abbiamo iniziato questa esperienza con la voglia entrambi di metterci in gioco. E invece da misi e corn. Hanno passato tutta la notte insieme fuori al terrazzo. Si vedevano loro di spalle perché le telecamere nascoste stavano dietro, quindi non si vedeva bene quello che facevano, però erano molto vicini. Ma già dici che le stavano facendo? Sì. Che malatilla. Sapevi che io da te magari volevo qualcosa di più. E che volevi più? Che quando tornava all'isola ti portavano a capo e cervo come souvenir. Un'altra serata dove tu dicevi a lei: stai buona che ti metto la lingua in bocca, Io ho stai detto. buona, sì. E chi light, patata. Ya, c'è sta pure un video, non torna ca. Fidati che l'hai detto. Buona. Metti dentro la lingua, buona. Che Raymond dice niente. Cessa. Comunque, volevo capire fino a che punto tu potevi arrivare. Fino a che punto poteva arrivare? Chi le se nato pare se mano là metteva incinta. Che arrivassi addirittura a baciarti con un'altra. Io penso di non essere andato, non mi sono Sconvolgente. baciato con nessuno. Sì. No, secondo me a baciare non se l'è baciata. Se l'ha chiamata direttamente. Con che intenzioni sei venuto qua te? Io, Dimmele senza perdere tempo. Con l'intenzione di lasciare. che per me è finita. È finita definitivamente. Per me sì. E che volevo che le ti pigliavano una volta e venivano a casa felici e contenti. Già. Posso spiegarti il motivo? Ma quale motivo vale? Chi l'è una casa caruta, chi l'è chissà il motivo? Io mi sono messo in gioco, non mi sono spinto oltre, perché io ho avuto dei momenti che ho passato non belli. I momenti brutti che ho avuto erano perché pensavo veramente a te. Guardate te, guarda al posto e ti dice che stasera bam bam bam. Perché mi sono reso conto di quello che potevo perdere. Ho iniziato a capire dove ho sbagliato con te e ero pronto a assumere tutte le responsabilità. Cane pecora! Qua dentro mi sono reso conto quanto sono innamorato di te, quanto mi ha fatto male vederti vicino a un'altra persona. Quando state là dentro facete tutto quanto il liuno, poi quando è uscito tutto quanto i coccodrillo. Lacrime coccodrillo! Vale, non ti fa fatica una casa con la da capo, Per uscire da qua insieme ci vuole sicurezza e voglia di recuperare. È pure un bello cappiello per coprire il corno. Di te non mi potrei mai più fidare. Brava! Mo giuro che la busto però. Ah no, scusa, chi lei c'è posta per te? Non lo voglio più fare questo. Voglio rispettare prima me stesso. Brava Valeria! Che sta è dignità! No, per favore. No, abbraccio un attimo. Ma quale abbraccio? Tu da mirare manco pezzotto, le amicizie. Mazza che buona. Ma che è un mostro? Mazza che buona. Ma pare la voce l'enigmista. Fa la tua scelta. Davvero? L'Uraret. Adesso sono sincera, non ce la faccio. La faccia tua! Ma come sono contenta! Non me ne dava proprio sta casa caruta! Possibile. No! Non ci potrei, ma sai cosa vuol dire mai? Anche se si è reso conto che ha fatto le minchiate, che mai si mette a dire no, tipo, cioè non ce la farei mai a tornarci proprio insieme io.
Cioè, tornare a casa con lui, non ce la farei mai, non riuscirei manco a guardarlo in faccia, non riuscirei manco a dargli un bacio. Ma l'anima la casa sgarruppata, stu palazzo, frate, c'è stu grattacielo caruto, sta villetta abusiva senza condono. A te Valeria quanto è servita questa Tantissimo. esperienza? A me è servita tantissimo, a parte sì per il rapporto e tutto, ma anche per me stessa, perché io mi sento proprio cambiata, mi sento più consapevole, mi sento più forte. Sì, e intanto ti tocca la capa perché l'unica cosa che si è rafforzata sono le corna catena. Prima ci ha chissati lui. Secondo giorno che balli col culo in fascia a tutti i ragazzi, solo te, fa la lap dance, solo te. Io lap dance? Sì, la lap dance c'è stava un palo e te metti a fare così, imbriaca come una cupuzza. Indimeno pure a Temptation Island si chiude a Fewaia. Poi te con sto palo che ti sei messo a fare così. Vabbè, ma pure tu che si geloso lo palo. Ma tu mi hai tradita, cretino! Ah, Rincel. Guarda, per me può pure finire qua, Fili. No, te lo giuro su Dio. Finalmente un po' di dignità. E dai. Che cosa? Ma no! Ma no! Prima dici che è finita e poi tornate a voto insieme. Mannaggia sorsetto infame. Veronica, Antonio, decidete di tornare a casa insieme o uscire da Temptation Island separati? Uè vero, non mi deludere pure tu, eh? Ricordati che entri in da casa. Io al falò non ho niente da dire, gli faccio vedere il video e dico: tu per me non sei nessuno. Guarda quello che hai fatto tu non sei per nessuno e non sarai mai nessuno, è finita. E ricordati che innamorato tu sei portato a quella rindolietta. Proviamo. Ma vaffanculo questo Temptation Island. Meno male che è venuto. Indimeno l'unica che ha tenuto le palle è stato Ruben. No, vaffanculo. Poi diceva uno trasito tunnel rosorset.